Scadono oggi, venerdì 19 luglio, i termini di iscrizione al prossimo campionato di eccellenza. La situazione ancora non è molto chiara, anche se in queste ultime ore arrivano notizie confortanti da Mazara, dove una locale cordata sembra essere intenzionata a iscriversi regolarmente. Si parla addirittura dell'arrivo del nuovo tecnico, e il nome che gira di più è quello di Totò Broccoleri, sicuramente un ritorno gradito per i tifosi mazzaresi. Ma cosa dice il nuovo regolamento per quanto riguarda un eventuale ripescaggio nel campionato di eccellenza? Avranno diritto al ripescaggio le squadre di promozione che si sono classificate meglio sino al quinto posto e che ne avranno diritto prima delle altre. In poche parole, prima delle retrocesse dall'eccellenza e prima delle altre squadre di promozione che si sono classificate dal sesto posto a scendere. Ma da quante squadre è formato in questo momento il campionato d'eccellenza? Da 29 anziché 32, quindi servirebbero 3 ripescaggi, ma il numero potrebbe allargarsi perché l'Igea Virtus ha presentato domanda di ammissione in Serie D. Ecco perché si attende la chiusura delle iscrizioni e Mazzara ed Alcamo nel girone A e Milazzo in quello B ancora sono ferme. Praticamente l'Akragas ha buone chance per essere ripescata.